Questa è una mozione molto datata perché è del marzo di quest'anno, quindi diversi mesi fa, che provava a porre un tema urgente in quella fase, e cioè il fatto che nei giorni immediatamente e settimane immediatamente successivi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin si era mobilitata ovviamente una folla umana che da quei territori arrivava anche nel nostro paese, di persone che ovviamente naturalmente scappavano dalla guerra. In quel caso, nel nostro paese, come in tutti gli altri paesi, in particolar modo quelli europei che hanno accolto i profughi in fuga dalla guerra, si è determinata la questione legata all'accoglienza in particolar modo dei profughi minori non accompagnati. In particolare sono decine di migliaia i bambini in fuga dalla guerra in Ucraina arrivati in Italia in quei mesi, che hanno trovato accoglienza nell'emergenza, diciamo così, ma che non sono stati inseriti negli ordinari percorsi di protezione che la normativa prevede per i minori stranieri non accompagnati che arrivano nel nostro paese. Il fenomeno di cui vi sto parlando è stato peraltro confermato dal dottor Caramel, garante per i diritti dei minori, proprio nel corso di un'audizione svolta durante una seduta della prima commissione, che ci ha appunto testimoniato come lo spirito di accoglienza e lo spirito umanitario che ha animato gli italiani e i veneti nelle ore immediatamente successive all'arrivo dei profughi ucraini in Italia ha paradossalmente determinato il fatto che moltissimi di questi bambini venivano ospitati in maniera assolutamente volontaria e gratuita dalle famiglie italiane e venete, ma uscivano di fatto in questo modo dai percorsi appunto di vigilanza e controllo a cui ovviamente lo Stato italiano è tenuto per garantire e tutelare la salute dei minori non accompagnati che arrivano nel nostro paese. E come spesso accade, questo evento ha finito per rovesciarsi sia dal punto di vista della responsabilità che dal punto di vista economico sugli enti locali, cioè sulla ultima frontiera di interfaccia tra i problemi quotidiani e urgenti dei cittadini e le istituzioni. E i comuni si sono dunque trovati a dover affrontare delle richieste di intervento anche di natura economica rispetto a queste famiglie che ospitavano i minori non accompagnati, senza poter accedere alle risorse straordinarie che questi interventi avrebbero richiesto. Ora, dicevo all'inizio che questa è una mozione datata perché ha diversi mesi, perché in realtà il governo è già intervenuto, ovviamente, il governo precedente intendo, è già intervenuto per aumentare la dotazione del Fondo nazionale per i minori non accompagnati e anche nella modalità di erogazione dei trasferimenti dallo Stato ai comuni. C'è anche da dire che nel frattempo anche le modalità di registrazione e di controllo della salute e delle condizioni dei minori non accompagnati ha avuto una svolta positiva e quindi una serie delle emergenze che sollevavamo a marzo del 2022, quando abbiamo presentato questa mozione, sono state certamente superate. Credo però che l'argomento, diciamo così, di come gestire l'integrazione nelle nostre comunità, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale e culturale, anche alla luce del permanere dello stato di conflitto in Ucraina, sia ancora un argomento che deve stare al centro della nostra attenzione. Dunque, con questa mozione, pur essendo cambiate, come dicevo, le condizioni di premessa, diciamo più generale, chiedo alla Giunta di impegnarsi affinché in sede di conferenza Stato-Regioni o conferenza unificata gli enti locali continuino ad avere ovviamente le risorse necessarie per affrontare l'emergenza dei bambini stranieri non accompagnati, che ora non vengono più o non arrivano più soltanto per risolvere l'emergenza della guerra esplosa, ma che ormai si stanno stabilendo qua, hanno cominciato a frequentare gli anni scolastici nelle nostre scuole, visto che sembra che la guerra durerà ancora parecchio, e chiedere al governo di continuare a aumentare l'erogazione delle risorse necessarie per affrontare
questa emergenza. Grazie Presidente.